Ma io sono grato a tutti i componenti della Commissione che hanno lavorato seriamente per raggiungere questo risultato. È la prima volta che noi mettiamo insieme statuto, regolamento e legge elettorale, anche se la legge elettorale sarà licenziata dalla prima Commissione, per portare all'Assemblea e quindi a tutti i 60 consiglieri la possibilità di esprimere compiutamente la valutazione su un pacchetto che è esaustivo dei temi che riguardano oggi la collettività nei confronti dell'istituzione regione. Non ci sono ambiti che siano rimasti fuori, perché nelle precedenti esperienze parlavamo solo dello statuto, quindi adesso l'abbiamo allargato in termini esaustivi. Abbiamo fatto 59 riunioni, nessuna che sia durata minuti ma sempre molte ore, usando sempre le sedi istituzionali, mantenendo i costi al di sotto dell'inimmaginabile. E questo anche per dare il senso della responsabilità che in questa stagione ci viene chiesta dai cittadini e ci viene chiesta a ragione. Il prodotto è, io ritengo, un prodotto buono, innovativo per in molti aspetti, in particolare perché è centrato sulla capacità di trasferire anche nella pubblica amministrazione, quindi negli enti legislativi come il Consiglio regionale, il dato della efficienza e dell'efficacia misurabili in termini certi. In Commissione abbiamo dato privilegiando la ricerca dell'intesa, dell'accordo, quindi cercando di abbandonare le posizioni partitiche per privilegiare quelle istituzionali, cosa che dovremmo fare sempre. Credo che l'Aula valuterà quello che abbiamo fatto e che troverà tanti motivi di riflessione, di dibattito, di capacità di ulteriore affinamento, ma mi pare che il prodotto sia decisamente buono. Ovviamente oggi i cittadini ci chiedono di più, vogliono che conteniamo i costi, che riduciamo i numeri, ed è cosa che sul piano dei costi certamente abbiamo fatto attraverso la obbligata ricerca dell'efficienza. Sul piano dei numeri la legge elettorale che andrà in commissione prevede già che mentre prima i consiglieri potevano essere da 60 a 80, oggi vengono fissati in 60 salvo riduzioni. E la cosa più importante, io credo che abbiamo eliminato il listino. Tutti i consiglieri che saranno eletti sono eletti con il voto diretto dei cittadini. Non ci sarà più una riserva privilegiata, ma solo cittadini eletti in maniera diretta. Ci saranno i due competitori, eventualmente tre, se ci fosse il terzo polo che raggiungesse il 25%. E determiniamo anche le rappresentanze territoriali. 3 garantite a tutte le province, gli altri a scendere con la divisione dei rispettivi elettori e dei rispettivi cittadini. Io credo che se facciamo questa riflessione e se facciamo il riferimento alla rappresentatività dei territori e delle forze politiche, è facile parlare di numeri molto più contenuti, forse è più difficile trovare la quadra. Ecco, noi credo che rifletteremo ancora in prima commissione, rifletteremo ulteriormente in aula, ma l'obiettivo è di dare finalmente al Veneto la sua nuova carta costituente, il suo nuovo regolamento che ci tolga dalla situazione di improduttività attuale e la sua nuova legge elettorale. I cittadini ci misureranno su questo e ci misureranno anche sul senso di responsabilità che assumeremo in aula. Ecco, io credo che in aula saremo tutti chiamati, tutti e ciascuno per la propria parte, a rispondere davanti al Veneto di una gestione che vogliamo si chiuda positivamente. Se così non fosse sarebbe un fallimento, ma avrebbero ragione a chiederci conto di un dato che dopo 10 anni non può più attendere.